Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Permettere agli studenti di continuare a seguire le lezioni in presenza è l'obiettivo dichiarato oggi dal presidente Massimiliano Fedriga. Guardando però all'aumento dei contagi, teme che dalla settimana prossima il Friuli Venezia Giulia passi in zona arancione. Presidente, oggi la ripartenza della scuola, ripartenza all'insegna di che cosa? Intanto della volontà di tenere i ragazzi in classe. Questo penso sia importante dopo 2 anni di fatto di pandemia. Dall'altro con le criticità connesse, soprattutto al fatto che l'organizzazione che è stata data e le regole soprattutto sui tamponi nella scuola rendono oggettivamente difficoltoso l'organizzazione. Non parlo per il Friuli Venezia Giulia, ma parlo per tutte le regioni d'Italia. Noi siamo di fronte a una variante molto contagiosa e quindi prevede dei tracciamenti impossibili da portare avanti in modo completo, e da questo si sommano tutti i tamponi da fare nelle scuole. Penso alle elementari, dove addirittura si fa al T0, cioè il primo giorno bisognerebbe fare il tampone. Questo organizzativamente è insostenibile e lo sforzo che stanno facendo gli operatori delle prevenzioni è enorme, ma bisogna rendere le misure praticabili e attuabili. Sicuramente c'è stato un passo avanti da parte del governo sulla scelta, per esempio, delle quarantene, di non fare più i tamponi, e quindi questo è già un passaggio importante. Oggi dobbiamo affrontare la pandemia in un modo diverso rispetto a quello che abbiamo fatto fino a qualche mese fa. Siamo di fronte a una variante diversa, molto contagiosa. Stiamo vedendo che i vaccini tengono molto contro la malattia grave. Basti pensare al numero di terapie intensive in Friuli Venezia Giulia, che sono occupate per quasi la totalità, se non poche unità, da non vaccinati. Vuol dire che il vaccino tiene contro la malattia grave. Negli Stati Uniti stanno già andando avanti con questa linea, cioè proteggere soprattutto i progetti più fragili, ma finirla con tamponi a chiunque, perché semplicemente è impossibile farli. Ecco Presidente, un gruppo piuttosto corposo di dirigenti scolastici ha chiesto il ritorno alla DAD almeno 2 settimane. Lei come vede questa proposta? No, ma è chiaro che capisco le difficoltà nell'organizzazione della scuola, penso soprattutto appunto per gli insegnanti in quarantena e le difficoltà che ci sono. Dall'altro lato però devo dire che il mondo della scuola è già stato penalizzato gli scorsi anni, quindi, e sono uno che si è preso la responsabilità anche di fare ordinanze di chiusura. Oggi stiamo facendo qualsiasi sforzo per tenere i ragazzi in presenza. Non solo, oggi siamo anche in una situazione diversa rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno di fatto c'erano molte attività chiuse, in alcuni momenti anche addirittura il lockdown. Noi avremo situazioni paradossali dove il ragazzo non va a scuola ma al pomeriggio va a giocare a calcetto, oppure va a pranzo o a cena con i genitori a giocare con gli amici. Quindi per quello dico, cerchiamo di utilizzare il buon senso. Capisco benissimo le difficoltà, ne ho citata una, quella dei tamponi, ma capisco tutto il mondo della scuola che si deve organizzare, non solo. Però penso che lo sforzo che dobbiamo fare è cercare di garantire la scuola in presenza. Siamo a rischio zona arancione? Beh, sicuramente i numeri oggi ci dicono che siamo molto vicini alla zona arancione, e se continuano così le ospedalizzazioni la prossima settimana siamo in zona arancione. E devo dire che, però sottolineare una cosa, se i dati che guardiamo oggi li guardassimo dove tutta la popolazione fosse vaccinata, non saremmo nemmeno in zona gialla. Questo è importante ricordarlo, perché il vaccino è fondamentale per proteggersi e per tenere liberi gli ospedali. Quindi chi sta facendo, pochi fortunatamente, ma che stanno facendo una lotta ideologizzata contro la vaccinazione, contro la protezione delle persone, sta facendo una lotta che in realtà aumenta le ospedalizzazioni, aumenta la malattia grave e mette a rischio anche tutte le altre patologie che non trovano una risposta immediata. Ultima domanda, fondi PNRR, una marcia avanti o un passo indietro? Io mi sto già confrontando col governo. Questa ovviamente è una negoziazione che hanno portato principalmente avanti i comuni messi per legge, non le regioni, perché sono fondi che arrivano direttamente ai comuni. Ma mi vedrò anche nei prossimi giorni con il governo, anche per trovare una soluzione, perché oggettivamente è inaccettabile questa disparità di trattamento tra nord e sud del paese. Noi abbiamo il nord particolarmente penalizzato, anzi di fatto quasi escluso da questa linea di finanziamento, il mezzogiorno invece che ha preso moltissime risorse. E penso che il PNR sia un'occasione importante per far ripartire anche il mezzogiorno, ma non può il PNR escludere il nord. Devo dire che su molte partite abbiamo portato avanti delle equità nelle scelte. Su questa l'equità non c'è, quindi è necessario trovare una soluzione.
Venerdì le prove generali, oggi rientro a scuola per tutti in Friuli Venezia Giulia. All'appello mancano tanti studenti finiti in quarantena, ma anche alcuni insegnanti non in regola con la vaccinazione anti-Covid. Facciamo il punto della situazione con Teresa Tassanviol, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Tutti i colleghi mi riferiscono di un numero di assenti tra gli studenti davvero significativo. Ora questi studenti chiaramente non si sono contagiati, non si sono ammalati frequentando la scuola, no? Si sono contagiati durante le vacanze. Questo è anche un altro segnale, un altro elemento di cui secondo me dobbiamo tener conto. Cioè non è che le persone si contagiano frequentando la scuola, si contagiano vivendo normalmente la loro vita quotidiana in tutti i contesti di vita. Quindi un altro aspetto appunto che sicuramente il governo valuta è che forse tenere chiuse solo le scuole non è poi una misura così che garantisca, diciamo, che il contagio venga frenato. Anch'io ritengo che la scuola non possa essere il primo servizio che chiude, mentre tutto il resto continua a restare aperto. Ci troveremo nel paradosso che gli studenti non vengano, quelli sani naturalmente, perché quelli malati staranno a casa, ma quelli sani non sarebbero a scuola la mattina, ma sarebbero liberi nel pomeriggio di frequentare qualsiasi altra attività. E questo francamente è un po' paradossale. Ecco, io le chiedo a proposito di studenti positivi o isolati o in quarantena, avete fatto un conto di quanti potrebbero essere? Oppure le chiedo anche, faccio un'altra domanda sulla questione dei docenti che rischiano di essere sospesi, perché questo è un altro tema. Se avete già fatto una conta anche da quel punto di vista e se si sta già iniziando la caccia, tra virgolette, ai supplenti. I numeri non sono elevatissimi rispetto, diciamo, al totale del personale scolastico, però si può dire così a stima, diciamo, perché i dati precisi ancora non ci sono, ma l'ufficio scolastico ha avviato il monitoraggio proprio in questi giorni. I colleghi dovranno rispondere entro il 15, quindi avranno tempo la prossima settimana per definire meglio i numeri con più precisione, però posso dire che in ogni istituto ci sono alcune unità che avranno questo, diciamo così, questo provvedimento. Ci sono alcuni istituti meno fortunati, diciamo più esposti, dove la quota del personale interessato è davvero significativa. Sono dei casi un po' più isolati, però chiaramente in quella situazione il dirigente avrà dei problemi aggiuntivi, perché come adesso lei mi chiedeva se si sta già provvedendo a nominare supplenti, a cercarli, specialmente nel caso dei docenti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria, dove si registrano molti di questi casi, tra l'altro, la ricerca è, come dire, quasi impossibile, quasi una mission impossible, si potrebbe definire, perché è noto, lo abbiamo ribadito da tantissimo tempo, le graduatorie sono esaurite, a questo punto sono esaurite anche le famose MAD, le famose messe a disposizione, e quindi questo è un problema davvero grosso. C'è il rischio che ci sia qualche scuola che inizi con orari ridotti? Credo di sì. Mi risulta per esempio che almeno un comprensivo, se non più a Udine, abbia già dovuto, che ha già cominciato, sta già facendo, diciamo così, gli studenti anziché uscire all'1 usciranno alle 11 o a mezzogiorno, perdendo qualche ora di lezione. Questo sì, nei prossimi giorni purtroppo, lo dico con grande rammarico, è una situazione che sarà molto diffusa. Ed ora facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco in diretta da Voi la Linea. Bentornati in diretta da Voi la Linea. Con la gioia del titolo italiano negli Under 23 per Davide Toneati si è conclusa ieri la 3 giorni tricolore di ciclocross a Variano di Basigliano, successo organizzativo da parte della DB66 assieme a Mondi Bike e Varianese. Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Dagnoni, insomma, che spettacolo c'è qui a Variano? Uno spettacolo sicuramente
da non perdere, perché Daniele Pontoni, che è il nostro commissario tecnico, ha dimostrato di avere a cuore questa disciplina non solo per quello che fa tecnicamente per la nazionale, ma anche a livello organizzativo. Veramente è uno scenario spettacolare, ha fatto 3 giorni di grande agonismo. Io credo che i vincitori sono dei degni campioni d'Italia, per cui non potevo mancare. Esatto, e avrà modo di riflettere su diversi elementi che potrebbero tornargli utile. Assolutamente, l'inizio dell'anno si sa che parte col ciclocross, ma poi il Friuli è una regione molto, molto attiva. Io mi sento sempre a casa mia quando vengo in Friuli, perché a San Giovanni al Natisone sono stati fatti i campionati giovanili in pista, a Pordenone si fa la 3 serie che ormai è diventata 4, 5, probabilmente 6 giorni di Pordenone in pista, per cui io mi sento sempre bene, perché qui c'è tanta passione e tanta competenza. Bilancio di queste 3 giornate? Direi sicuramente positivo. A livello di partecipazione i numeri sono importanti, ma come ho detto prima anche a livello qualitativo un grande livello, e l'asticella nel ciclocross si è alzata di molto. Eccoci, Enzo Cainero qua a vedere i campionati italiani di ciclocross. Che spettacolo abbiamo visto? Bellissimo, sono molto contento per Daniele, io ho visto tutte le 3 giornate di gara, è un bellissimo risultato organizzativo e anche tecnico-sportivo, gare molto belle, tanta gente e soprattutto abbiamo dimostrato che credendoci si può organizzare qualsiasi cosa. E poi bene gli atleti friulani. Beh, questo mi fa oltremodo piacere, perché è la riconferma di una tradizione che nel ciclocross è partita da lontano, è stata il ventennio, chiamiamolo così in senso positivo, di Daniele, poi c'è stata una ferma, adesso è ripresa molto molto bene, delle vittorie che fanno presagire un futuro ancora più bello, quindi continuiamo, l'invito mio è di continuare a pensare in grande, se pensiamo in grande facciamo diventare tutto il movimento più forte. Come succede per il Giro d'Italia, le tappe del Friuli? Ma sì, ma è il sistema, tutto l'insieme delle cose, bisogna crederci, bisogna coinvolgere la gente, tanto entusiasmo, tanti volontari, e quindi ci si avvicina allo sport in questo modo. Poi il ciclismo è bello perché è sempre appassionante, avvincente, c'è la lotta, poi vedere, ho appena visto la gara delle donne, bellissima, bellissima, proprio fa venire qualche volta la pelle d'oca e ti lascia commosso. CT Daniele Pontoni, 3 giorni qui a Variano, cosa le hanno detto? Innanzitutto sono stati 3 giorni di festa e di spettacolo, e è stata un'emozione grandissima anche per me, perché portare il campionato italiano a Variano, dove sono nato, su questo colle, non nascondo che mi emoziona tuttora, che sta accadendo la gara più importante, quella degli elite. Dal punto di vista tecnico direi che tutti i ragazzi che mi aspettavo vincitori e sul podio hanno dato delle risposte importanti. Dal punto di vista turistico, che è anche la cosa importante per noi, 1000 atleti al via vuol dire un bacino quasi di 4-5 mila persone che per quasi una settimana hanno soggiornato qui in Friuli, quindi tutte le persone che ho sentito, che ho visto, ci hanno fatto i complimenti su tutto, sul percorso, sull'ospitalità, e questo per noi è importante. Speriamo che questa gente non venga qua solo per questa gara, ma ritorni anche per quello che la nostra regione riesce ad offrire. I friulani delle certezze. Si vede quando facciamo le cose, le facciamo bene, e per questo voglio ringraziare tutti i volontari che si sono adoperati in questi mesi, anzi forse anche nell'ultimo anno per questo evento, a cominciare dalla società organizzatrice, la DP66 e il gruppo sportivo varianese, che si sono unite, hanno unito le forze per dare uno spettacolo del genere. I volontari, gli ho detto che sono importanti, gli alpini e la protezione civile, e tutti coloro, anche la popolazione, che ha messo a disposizione terreni, case, acqua per rendere questo soggiorno più bello possibile per la gente che è arrivata qua da tutta Italia.
Aiutare chi è uscito dal carcere a reinserirsi con dignità nel mondo del lavoro e nella società e dare supporto ai giovani in difficoltà, accogliendoli in case e famiglie aperte, è l'obiettivo dell'iniziativa benefica promossa dalla parrocchia di Sutrio. Voi come volontari della parrocchia di Sutrio vi adoperate per far conoscere una realtà importante. Che associazione è? È un'associazione che si chiama Associazione Papa Giovanni XXIII e ci sono in diverse parti d'Italia, ci sono queste case famiglie dove queste coppie allargano la loro vita familiare ad altri ragazzi in difficoltà o ragazzi con disabilità oppure ragazzi che sono stati in carcere e che quindi sono un po' emarginati dal mondo normale, e le loro case sono aperte a questi ragazzi e vivono con loro e fanno queste esperienze. Sono case dove sono naturalmente più grandi, dove c'è una cappella comunque in ogni casa e vivono questa realtà. Il promotore è Don Ari e noi come catechisti abbiamo cercato di aiutare mettendo vicino cose nuove naturalmente, facendo questi pacchi e con un piccolo contributo quello che viene ricavato lo daremo a questa associazione. Voi come volontari ogni anno promuovete questa iniziativa, la prima volta? No, forse questa è la prima volta quest'anno perché il nostro parroco comunque ha sempre cambiato, però ha avuto un'esperienza con i ragazzi del catechismo, ma quelli più grandi, forse quelli della Cresima, e sono stati a Rimini e hanno vissuto questa realtà, cioè sono andati proprio a vedere come si svolgeva la vita in queste case e famiglie, e da questo è nato questo progetto per quest'anno di dare questo contributo a questa associazione. Per quello che si può sapere in Friuli Venezia Giulia ci sono persone che hanno aperto le loro case per accogliere persone in difficoltà? Qua in Carnia no, ma penso che vicino a Udine nelle zone ci siano. Ed ora vi raccontiamo un'altra iniziativa, rimaniamo proprio a Sutrio dove una coppia di coniugi ha decorato la propria casa per le feste trasformandola in una sorta di rifugio per orsetti ed elfi, aprendo gratuitamente lo splendido giardino addobbato a tutti i turisti. Loro hanno recuperato dal bosco i tronchi degli alberi schiantati dalla violenza di Vaia e li hanno trasformati in graziosi orsetti di legno. Allora siamo andati a trovarla. La casa degli orsetti a Priola di Sutrio, una casa che cominciate ad addobbare quando prima dell'arrivo delle feste? E il lavoro comincia anche a ottobre, fine ottobre, primi di novembre, perché ci vuole tempo tanto a raccogliere e portare a casa tutto prima di cominciare ad allestire il tutto, diciamo. A occuparsi dell'allestimento è lei insieme a suo marito. Esatto. E mi aiutano un po' anche le figlie, sbuffando, ma mi aiutano anche loro, sì. Da cosa nasce il desiderio di decorare in questo modo la vostra abitazione? Prima di tutto la mia passione per tutto quello che è la manualità femminile, diciamo. Tutto quello che riguarda qualsiasi cosa che sia manuale. E la mia casa ha una posizione che è particolare e secondo me si presta molto a queste cose. Più messo assieme la mia passione e questa location che diciamo che si presta, è nato tutto questo. È cominciato 3 anni fa in un angolino con 5 orsetti fatti con un albero, uno dei tantissimi alberi schiantati da Vaia, dalla tempesta Vaia, e abbiamo detto proviamo a ridare vita a questo tronco, vediamo cosa riusciamo a fare. E così ci è piaciuto l'angolino che è venuto fuori e pian piano ci siamo allargati e è venuto fuori tutto questo.
Sutrio è già un paese che gode, che propone una rassegna di presepi da tanti anni. Voi vi siete inseriti in questo circuito, ma quest'anno in particolare tante visite alla Casa degli Orsetti. Sì, ho avuto tanta soddisfazione perché ho visto proprio tanta gente, ci sono state giornate proprio che c'era via vai continuo. Per fortuna non si sono mai creati assembramenti perché bisogna stare attenti purtroppo anche a queste cose al giorno d'oggi, però mi ha dato molto soddisfazione. Quanti orsetti vivono in questa casa? Oh, sa che non li ho mai contati, ma ce n'è parecchi. Ce n'è parecchi, non li ho mai contati, ma ce n'è tanti. E invece la passione dell'orso, anziché diciamo della figura sacra, da cosa deriva? Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di trovare un tronco anche che era stato, non so se colpito da un fulmine o qualcosa, avevano uno sfregio sul tronco proprio e tagliando in sezione le varie fette sono uscite proprio le orecchie, la forma del viso dell'orsetto. E si vede che proprio era un destino quella dell'orsetto. E la Casa degli Orsetti di Sutrio è visitabile fino al 31 gennaio. Noi siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 16:30 in diretta. Grazie e buona giornata.